Professore Di Natali, un ricordo, una sua riflessione sulla morte di Enrico Berlinguer, di cui oggi ne ricorre appunto l'anniversario. Sono trascorsi tanti anni dalla morte di Enrico Berlinguer, tuttavia il suo ricordo è vivo. È vivo perché Enrico Berlinguer è stato un grande politico italiano, ognuno può avere le proprie idee, questo mi sembra un fatto normale, e avendo le sue idee Enrico Berlinguer è stato un grande politico italiano. È stato un grande politico perché lui ha capito il pensiero di Antonio Gramsci. Per capire la politica di Enrico Berlinguer bisogna avere presente Antonio Gramsci, che da Enrico Berlinguer fu rivalutato, fu realizzato, fu proposto. Perché? Perché Gramsci capì che l'Italia, i comunisti italiani, se volevano un futuro, se volevano guardare al governo, dovevano capire che l'Italia è un paese in cui il cattolicesimo era fortemente presente ed anche organizzato. Per cui, forte di questa cultura gramsciana, Enrico Berlinguer incomincia a distaccarsi da quella posizione che poteva essere massimalista, che era presente nel PC fino a Togliatti. E Berlinguer incomincia ad aprire un dialogo più aperto con la società, col mondo cattolico, e cerca di dialogare col mondo cattolico anche su temi così complessi, difficili e delicati come il divorzio o l'interruzione della gravidanza. Enrico Berlinguer studia una nuova via al socialismo, diversa da quella sovietica, diversa da quella della socialdemocrazia, che secondo lui non aveva dato quei buoni risultati che si era auspicato. Questa posizione culturale e ideologica di Enrico Berlinguer consentirà in Italia, ad esempio, la formazione di quel fenomeno politico-culturale che fu definito catto comunista. Questo fenomeno, questa apertura dei cattolici verso il PC e del PC verso il mondo cattolico, anche ebbe una risonanza, un riflesso nella provincia di Agrigento, e qui abbiamo avuto dei fenomeni dei cattocomunisti o dei cattolici che si sono aperti al Partito Comunista. Un altro aspetto ultimo che mi sembra doveroso ricordando Enrico Berlinguer non considerava colui che la pensava in modo diverso come un nemico ma un avversario. E questo consentirà a Berlinguer di intrattenere un nuovo rapporto con la Democrazia Cristiana e anche con gli altri avversari politici, tanto che quando morirà Enrico Berlinguer, un suo avversario politico come Giorgio Almirante ritenne opportuno recarsi in via delle Botteghe Oscure a dare l'omaggio alla salma di Enrico Berlinguer.